Bella raga, ciao a tutti dal comandone veneziano. Allora, prima di cominciare il volo IFR, volevo fare un piccolo tutorial su come scaricare ed installare le livree per la 320, visto che mi avete chiesto tipo in 59.725. Allora, facilissimo. Andiamo. Cartella. Ecco, allora qua questa è allora, tanto il link sotto il video in descrizione di dove scaricare il pack, che è il pack 7 che comprende quelli vecchi più le ultime livree di adesso appunto del pack 7. Ok, allora facciamo l'estrazione, pim pum pam, e viene fuori questa cartella. Quindi vabbè, qua al solito, estrai qui, boh. Questa è la cartella con tutte le livree di adesso. La copiamo e andiamo sulla cartella principale del gioco. Io ce l'ho su Steam, chi ce l'ha su Microsoft Store non lo so, però sarà la stessa cosa. Microsoft Flight Simulator, e andiamo a copiare sulla cartella Community tutto quello che abbiamo scaricato. Basta, finito, è veramente semplice come bere un bicchiere d'acqua. Stop. Io chiaramente ho già copiato tutto, quindi stop. Noi andiamo a copiare tutto quello che abbiamo scaricato sulla cartella Community della cartella principale di Flight Simulator. Basta, finito, cioè è una roba semplicissima proprio. Cartella principale, community, tutte le livree dentro, basta. Cioè non bisogna fare altro. Poi andiamo su Fly Simulator, profilo. L'unico casino è quel casino. Quando andiamo così, andiamo sulla 320 per esempio, indietro, livree, e qua però te le dà così, insomma un po' si bugga diciamo, indietro ancora, torniamo diciamo alla pagina principale, lo rifacciamo, profilo, il mio hangar. Questo è proprio un bug, non so il perché c'è sto bug, è il classico bug comandiano. Livree, e adesso le abbiamo tutte. Oh, hanno messo di nuovo, vediamo le livree nuove. Air France sicuro che non c'era, che figata. Poi questa non me la ricordo onestamente. Quella che interessa a me, ce ne sono sì di nuove, madonna. Delta, Dolomiti, Lufthansa, quella che interessa al sottoscritto. Beh, questa KLM me la godo a cannone. Swiss Air, Alaska, Alfa Tauri. Ma queste non le conosco onestamente. No. No, questa però. No, Ryanair però con la copertina di Delta. Bene, vabbè, questo piccolo vaneso che sistemeranno. Finnair, TAP Portogal, beh, erano me, vado, United. Qua hanno fatto un po' di cagate, perché questa è Virgin, ma in realtà hanno messo United, sempre United. Ma scusa, la United? Controlliamo. Ok, non vorrei che dopo magari non ci sia più la United, che mi piace tantissimo. C'è Delta, scusate, ecco Delta c'è, però hanno sbagliato, praticamente hanno messo l'anteprima, per esempio su Ryanair hanno messo comunque l'anteprima della Delta Airlines, vabbè, insomma, Vaneggi. Comunque così basta, stop, finito il tutorial, c'è il tutorial velocissimo, io cerco di essere stato, insomma, cerco di spiegare il tutto nella maniera più veloce possibile e chiara, non sono molto bravo per queste cose, però dai, in questo caso è veramente una roba troppo semplice. Adesso andiamo con il volo, vai! Ok ragazzi, dopo il tutorial ci spariamo questo voletto IFR da Rotterdam ad Amburgo. Sono 30 minuti, 232 miglia, ma ragazzi c'è una cosa che mi ha lasciato sconcertato veramente. Manca l'aeroporto di Stoccarda e Eindhoven. Infatti noi dovevamo partire da Eindhoven, ma il numero di ICAO dell'aeroporto la sigla è H, e H non c'è. Cioè non capisco perché la mancanza di questi due aeroporti, spero che non ce ne siano altri, ma questa cosa non la capisco. Infatti ho cercato di guardare anche un po' in internet, effettivamente mancano. Boh, non lo so, aspetteremo forse un upgrade o qualcosa, forse le mappe di Bing non sono riuscite a prenderli, però mi sembra strano, insomma, sono due aeroporti comunque belli grandi, quindi non ha molto senso, però va bene, dai, è andata così, basta, c'è poco da fare. Allora siamo con l'Airbus A320
con la livrea qua di KLM Pride, quindi mezza celeste e mezza arancione, bellissima. Condizioni di volo in tempo reale, solito, partiamo alle 8:30 perché voglio fare un volo comunque di sera, visto che l'abbiamo mai visto, vai di volo notturno. Andiamo, questa cosa che mi ha lasciato un po' così però. Ho visualizzato le mappe di Bing ed effettivamente sia Stoccarda che Eindhoven sono pixellate, nel senso la mappa di Bing non le rileva. Per quello però non capisco il perché, sinceramente. È molto strana sta cosa, eh. Ho letto che forse quello di Stoccarda è un aeroporto militare, ma ne ho visti altri con scritto aeroporto militare, cioè, probabilmente li aggiungeranno loro a mano. Però è una cosa che, boh, mi ha lasciato un attimo così. Io che amo, insomma, avere tutto. Ora vediamo qua se riusciamo. Tanto facciamo le operazioni preliminari. Quindi questi due aeroporti non ci sono. Pazzesco. Ok, allora qua adesso dobbiamo caricare un po'. Va bene. Lasciamo che ecco, adesso si devono caricare qua il tutto. Ok, pagina completata. Avviamento motore. Dai vecchio, aspetta finché N1 è stabilizzato. Ho capito, ma io dovrei anche fare altre cose, però vecchio mio. Vediamo se riusciamo a fare i bagagli, le cose, però anche è vero che qua non sono in un vero e proprio gate, quindi non lo so, però cacchio, devo partire, volevo fare tutta un'altra rotta, sinceramente, anche bella lunga, da Eindhoven a Alicante, ma senza Eindhoven la vedo un po' dura. Tanto vediamo un attimo l'esternazzo. Guardate che bello questo KLM, cioè fantastico. Qua sta caricando intanto. Tanti mi hanno detto la luce che non ho impostato le luci. Chiedo venia. Allora. Queste non servono. Ma ci sono le luci. Ok. Queste qua. Pagina completata. Ok, quindi questo l'abbiamo finito. Adesso andiamo per il discorso ATC. Servizi a terra, non posso fare niente, ok, regola su fornitura carburante, vabbè, però queste cose sinceramente non mi interessano. Intanto chiediamo gli FR. Dopo lasciamo il copilota ovviamente, Mantenere quota 7000, 7000. Ok. E questo così siamo a posto. Airbus Kilo Lima Niner 851 cleared to Hamburg Airport as filed. Take off runway 24 climb and maintain 7,000 feet. Departure Ok. 11 Niner decimal 175 squawk 6646. Airbus 851 read back Coretto. Contader IL control de Terra Solo 118 decimal 205 quando SI pronti al relagio. Va bene. Qua vediamo cosa possiamo fare. Servizi di terra. Alimentazione, carburante. No, non possiamo fare un cacchio qua, vabbè.
Airbus Kilo Lima Niner 851 with Alpha. Va ready to bene, taxi vai. IFR. Ciao. Airbus Kilo Lima Niner 851 Roller E attender at NEI Presi Della Runway 24 via taxiway Alpha. Mi sono dimenticato di scrivere Comenda 7. Ah. Rotterdam ground Airbus Kilo Lima Niner 851 Va with Alpha bene. ready to taxi IFR. Airbus Kilo Lima Niner 851 Roller E attender Ma però non abbiamo ancora, diciamo, la nostra mitica linea blu. Ok. Taxiing hold short runway 24 using taxiway Alpha Airbus 851. Va bene. Prepariamoci a parecchi add-ons perché sicuramente l'aeroporto di Stoccarda e quello di Eindhoven saranno creati successivamente. Non posso pensare, soprattutto Stoccarda è un aeroporto comunque poi in Germania molto, insomma, importante. Sono proprio tutti e due pixelati, se andate sulla mappa di Bing le trovate proprio pixelati. Scusate per questo, diciamo, gergo non proprio professionale, però sono proprio oscurati, censurati, mettetela come volete. Ok. Andiamo di fare un buon volo, qua c'è qualcosa. Boh. Ma sinceramente l'antigelo non so neanche se... sinceramente secondo me non serve, io posso anche metterlo, se lo mettiamo, però... Sinceramente mi sembra un po' assurdo, secondo me non ci dovrebbe essere... Cioè non vedo problemi da questo punto di vista, noi mettiamo, adesso se... 1, 2, 3... E ok. Così siamo più tranquilli. Mamma mia che caldo raga, veramente un caldo asfissiante. Veramente cielo perfetto, condizioni meteo stellari qui in Olanda. Dopo vediamo di modificare un po' le luci, perché sì, sinceramente non ci ho mai pensato, ho sempre pensato che sia tutto in automatico con la checklist iniziale. Siamo qui a Rotterdam, Olanda, destinazione Amburgo. Traffico zero. Più sto volando, più gioco, più simulo, diciamo che è comunque sempre un giocare fondamentalmente, comunque più noto delle mancanze che ci saranno successivamente, ovviamente. Sarà tutto, secondo me, cioè il vero Flight Simulator 2020 sarà tra qualche mese, però è il mio pensiero. Ok, l'autorizzazione ce l'abbiamo. Cleared for takeoff runway 24 Airbus Kilo Lima Niner 851. Ok fiori, rock and roll, si parte. I coglioni, si parte. Ok, spoiler armati, perfetto. Adesso possiamo, mamma mia. Niente, oggi ripeto, i due rapporti mancanti mi hanno un po' scioccato, lo ammetto. Perché mi danno fastidio queste cose, voglio tutto perfetto, almeno da quel punto di vista. Ok. Perfetto. Qua si è chiuso tutto da solo. Ok, direi che qua possiamo andare. 119.175 for Airbus 851. Vai.
Amsterdam Center vai. Airbus Kilo Lima Niner 851 is climbing through 1,700 feet for 7,000 feet. Qua impostiamo. Airbus Kilo Lima Niner 851 Amsterdam Center continue verso Ok, e ci siamo. altimeter 29.92. Sembra di capire un attimo le luci se schiaccio L. Ok. Vediamo un attimo l'esternazzo. Guarda, è una giornata perfetta per volare, eh? Sì, aspetta, un po' di lag. Eccoci qua. Ok, lui è in salita. Ciao spoiler. Boh, allora strumenti, le lucette. Qua non puoi fare niente. Qua niente. Qua mi sembra che ci siamo. Ok. Boh, per me ci siamo. Dopo se sbaglio qualcosa aspetto il vostro commentino. Ok. Bellissimo capotramonto. Arriviamo di sera, che così vediamo anche un po' il tutto di notte, di notte, tra virgolette. Salire 130. Climb and maintain 13,000 feet Airbus 851. 130. Domani c'è anche un importante aggiornamento di tipo di 80 giga, una roba incredibile. Il computer, i pezzi diciamo sono in arrivo. Sì, al 99.9 sabato posso già installare Fly sul nuovo PC. Salvo diciamo sfighe comendiane, e ce ne sono state tante comunque in questo periodo. Lui è sempre in salita. No, ma sta livrea è spettacolare. Veramente sublime. Stai calmo, stai calmo. La ghicchia un po'. Perché probabilmente siamo vicini a Schiphol o Schiphol, lascio sempre a voi la scelta. Ad Amsterdam è quello l'aeroporto bastardo, ma penso anche con una configurazione da NASA. Ok, adesso aspettiamo, ci darà probabilmente delle altre direttive. Insomma così raga, adesso se qualcuno ha notato qualche altro aeroporto mancante ve lo può scrivere sotto il video, così cerchiamo di capire quanti sono a sto punto, per capire anche dopo quanti soldi dovremo spendere per averli diciamo a posto, perché sarà così sicuramente. Spero che il tutorial sia abbastanza chiaro per inserire il livret, ma ripeto è facilissimo, il link c'è sotto il video dove scaricarle e niente fiori. Guarda che bello però, mamma mia. Bello bello. Un po' laggoso ma bello. Poi prepariamoci. Metto qua. Ok, l'altitudine è giusta. 250. Climb and maintain flight level 250 Airbus 851. 250, madonna. Ok. Perfetto.
crociera 390 solita, spettacolo a dir poco disarmante. Vai di esternazza e la notte cara. Il sole sta tramontando, di qua c'è l'Olanda e stiamo andando verso la Deutschland, Germania. Guarda il riflesso anche delle ali sulla fusoliera, cioè pazzesco, pazzesco, pazzesco. Incredibile proprio. Guarda, quasi perdono Microsoft per la vaneggiata, che secondo me non è tanto una vaneggiata. Non ho capito, gli aeroporti diciamo censurati da Bing per non so quale motivo, sinceramente. Vai, pagate stronzoni, questa diciamo è la realtà. Comunque insomma, Stoccarda è un aeroporto importante, come insomma non sarebbe bello vedere tipo l'Italia senza Bergamo, senza Bari, cioè, Napoli, quindi o Venezia, quindi non ha molto senso. Eindhoven è più piccolino, è una pista, però è sempre un aeroporto bello. Insomma, poi ha giocato Gullit e Van Nistelrooy, quindi solo questo vale tutto, ovviamente. L'antighiaccio qua ha fatto il suo effetto, comunque non è successo niente, forse non sarebbe successo comunque, ma a sto punto non lo mettiamo, e fotte sega. Vediamo un po' la mappa, è già il nostro. Sì, cazzo. Sì, 851 270, ok, comincia la discesa cumendiana. Allora, sono voli veramente veloci quelli che sto facendo. Adesso sto cominciando a pensare al giro, ovviamente. Faccio uno spoiler, diciamo, delle prime 5 tappe, dopo 5 alla volta, così da dare un po' un piccolo tour, ecco. Però 5 alla volta, perché sennò raga, diventa difficile programmarne più di 5 alla volta. Lo sapete che sono abbastanza rincoglionito. Allora, lui scende e ok, comincia già la fase di discesa per il nostro A320 della KLM Pride, l'orgoglio olandese, ragazzi. 130, ormai è proprio sera. Sta livrea mi gasa ai massimi. Io chiamo l'arancione, poi KLM è stupenda. Vediamo un po' come rende l'aeroporto di sera con le lucette, le cosine varie, la pista. Sono proprio curioso. In cabina, ciao. Qua tutto funziona per il momento, che sappiamo che quel bug fastidiosissimo. Non mancano secoli comunque, è ufficiale. Ho avuto un piccolo problema che quando ci saranno le live ve lo farò vedere, ma adesso cerco di nascondere questi bug che ci sono, che praticamente lui mi diceva vai a 14.000, ma in realtà stavo, come si dice, sono in avvicinamento, quindi non posso salire a 1.40, però vabbè, insomma, ripeto, più lo sto provando e più vedo dei bug, però è comunque in ogni caso sublime. Ci vuole un po' di tempo. Io do, secondo me già a dicembre, già per fine anno, inizio del 2021 ci saranno comunque cose importanti. Poi da qui a un anno avremo il simulatore perfetto, anche con probabilmente Airbus 737, 747 più professionali. Questi saranno sistemati al top e sarà così, insomma, ragazzi, cioè, io la vedo così. Io mi ricordo con Flight Simulator X, che però io l'ho cominciato che già comunque c'erano i service pack, ma prima dei service pack ho sentito dire cose a dir poco grottesche. È normale, è talmente un simulatore gigantesco che certe diciamo mancanze ci stanno.
Adesso speriamo di beccare il sentiero. Tanto vediamo un attimo di esternazzo. Grazie. Ok. Adesso aspettiamo solo il sentiero di discesa, ma il panorama non è proprio schifosissimo. Ne ho visti di peggio nella mia carriera. You are 15 miles northwest of Hamburg. Contact Hamburg Tower on 126.855 when inbound. Ho sbagliato perché non ci deve essere questo. 126.855 Tanto lui non scende, va bene, in caso moriremo male. Hamburg Tower Airbus Kilo Lima Niner 85114 miles northwest inbound ILS runway 15 approach. Airbus Kilo Lima Niner 851 Hamburg Tower. Forse sta cominciando a stabilizzarsi per scendere. Ok, siamo autorizzati. Lo sapete quando fa la discesina? Ting! Sono sempre più contento. Risotto avvicinamento ILS runway 15 Airbus 851. Dai, vecchio, su. Tensione altissima ad Amburgo. Per il momento la 320 rimane inchiodato a 3000. La pista si vede. Vecchio, fai il tuo dovere. Vecchio, fai il tuo dovere. E beh, e il signore fa il suo dovere. Yes! Ok. E adesso ci godiamo un atterraggio in notturna, cosa che se non erro non abbiamo mai visto finora, non vorrei dire stronzate, ma... Il nostro KLM è pronto ad atterrare. Questa livrea è eccezionale, veramente. Per me è una delle più belle in assoluto. Torniamo in interna, appena vediamo una foto degna di nota la scattiamo. Ok, la discesa è regolare, perfetto, velocità ottima. Ok, devo solo fare il touchdown come indiano, che finora è sempre riuscito. Diciamo le cose che in questo momento mi sento di dire. Allora, da quanto riguarda grafica e ottimizzazione, bene o male è molto scalabile per qualsiasi PC di fascia, insomma, decente. Il problema serio sono il traffico, secondo me, che è un traffico che non esiste, c'è solo in volo, ma in aeroporto gli aerei tipo atterrano e spariscono, che questo ricorda X-Plane, però è poco traffico, veramente poco traffico in aeroporto, di rollaggi, partenze, arrivi, robe così. Questi aeroporti che mancano intanto sono Eindhoven e Stoccarda, spero solo questi, altri non lo so, se voi avete qualche novità aggiornatemi. E sicuramente è un sistema di autopilota che con i aerei piccoli proprio non riesco a usare, con quelli grandi, con questo sì, 747 e 787 non li ho ancora provati, però che comunque ci sono ancora delle lacune, ecco. Facciamo l'ultima esternazza. Allora vai. 1. Che bello, mamma mia. E 2. Boh, adesso però concentriamoci sul volo perché sennò moriamo malissimo, ma tanto male. Vai. Concentration, please. Vai. Vogliamo il touchdown definitivo, proprio quello arrogante ho bisogno. Certo che di sera la resa grafica è mostruosa,
perché sembra proprio di essere una città viva di notte, cioè è bellissimo. Non è quell'effetto orrendo di Flight Simulator X che praticamente le lucine si creano man mano, che era veramente orrendo. 400, leggerissimo vento, proprio leggero, qualche proprio 300. E che ci siamo? 200. 20, Molto buono. Perfetto. Sublime, oserei dire. Airbus 851 exit runway when able. Ecco qua c'è il lag qua così. Ok, usciamo subito. Buono, veramente gran atterraggio. Non siamo proprio super pippe, dai. Airbus 851 contact ground on 121.805. 121.805 Airbus 851. Qua. Questi potremmo anche chiuderli sinceramente. E qua. No, take off. Posso metterle sott'acqua? Scusate un attimo, è una mia curiosità per capire. Tax, boh, vai, se non sia giusto. Siamo arrivati. Pilota. Ok, andiamo di ATC. Verso il Gate. Hamburg ground Airbus Kilo Lima Niner 851 taxi to the gate. Vediamo un po' se arriviamo domani. Airbus Kilo Lima Niner 851 taxi to gate 7 using taxiway Echo Cross runway 23 Charlie. Taxiing to gate 7 via taxiway Echo Cross Gate runway 7. 23 Charlie Airbus 851. Vedi, siamo vicini, grazie. Ok. Adesso c'è il nostro ometto che ci dà le indicazioni. Con la sua lucetta. Però una cosa che così capisco meglio. Ok, grazie. Ok. Ok. Ancora avanti, avanti, avanti. Ma... Ok. Buono. Servizi a terra. Connessione. Hamburg ground Airbus Kilo Lima Niner 851, could you please connect the jetway to the aircraft? Airbus Kilo Lima Niner 851, the jetway is going to be connected. Devo farlo all'inizio, ma all'inizio non riusciamo mai a farlo. Non siamo mai in un cazzo di gate. Could you please send the catering truck? Airbus Kilo Lima Niner 851, the catering
e bagagli. Hamburg ground Airbus Kilo Lima Niner 851, could you please send the baggage? Airbus Kilo Lima Niner 851 baggage is on the way. Buono raga, con questa istantanea chiudiamo qua. Anche questo volo è andato bene, mi dispiace, ripeto, per insomma, per aver visto, diciamo, alcuni bug, tra cui la mancanza di 2 aeroporti a mio parere fondamentali o comunque importanti. E niente, però ci siamo pronti e molto presto ci sarà il giro del mondo come indiano. Non vedo l'ora sinceramente, spero già di partire, se sabato fa domenica, ma ripartirei con la prima tappa, Venezia, Roma. Raga, un saluto dal comandante veneziano, ciao!